Imparare a gestire le proprie emozioni e considerare che ogni persona ha il valore di un superiore stato di proprietà che gli permette di essere per alcuni non solo un subalterno di altri, ma anche una guida. Io dedico il tempo a persone in grado di trovare risposte e soluzioni, innanzitutto verso se stesse e poi gli altri per una condivisione del bene, quale che sia essere se non il proprio di una società, che descrive l'utopia come unica risoluzione di ristoro per il pianeta e per il futuro. Ritengo doveroso capire il sistema in cui viviamo, cioè estendere la nostra mente verso un livello più alto, dove l'ignoranza non possa appartenere più in nessun individuo. Io opto per una nuova generazione di prospettiva riguardo il mondo che deve essere salvaguardato e come in natura la libertà non è liberalismo o essere liberali, ma una visione più ampia che dia ad ognuno la capacità di governarsi e governare. Limito il mio pensiero verso coloro che sono in grado di intendere che la democrazia è superata e si va verso un nuovo progetto di unione mondiale, dove tutti possono rispettare e rispettarsi in ogni dove e ogni qualvolta si sentano denigrati dal proprio lavoro e dignità umana. Per quanto riguarda le barriere che si sono messe e che attraversano i punti salienti sull'avanzata di codesta nuova circostanza, il consumo delle risorse mondiali deve essere ridotto al minimo, in modo che ogni persona sia curata in maniera adeguata. Sebbene in questo momento non viene capito ciò che sta accadendo, dichiaro che chi abbia fornito l'idea si sta confrontando con i capi di Stato, in quanto sta avvenendo esattamente ciò che si aspettavano. Il popolo tutto mondiale si sta svenando verso la finta rivoluzione. Si sta svenendo verso la finta rivoluzione per fare sfogo al malcontento generale, ma l'obiettivo non verrà discusso né toccato da entrambe le parti ed è doveroso dire che la salvaguardia di tutti è un bene ciò che sta accadendo. Le varie sintomatologie espresse ampiamente al popolo destano chi è sensibile al momento che vive oggi per oggi, ma chi vede al di là dell'orizzonte capisce che le alternative di fiducia a codesto che ci portano verso una visione di prosperità fatta di innovazioni tecnologiche che appariranno come banalità e saranno pensate come la nuova normalità, che vivremo e saremo grati di cotanta fortunata sorte, essere importatori di benessere per le generazioni future. Le comunicazioni sono governate da chi conosce il tempismo giusto e fanno venire verso destra e sinistra la popolazione che è confusa e non riconosce la vera dinamicità di questo contenuto. Non mi dilungo, eccetera, eccetera.